Il grido d'allarme che lanciamo oggi è: sappiate che con questa situazione non è recuperabile la possibilità di assistere le persone anziane. Nella situazione stante attuale mancano veramente tantissime risorse umane come infermieri. Un grido d'allarme è quello lanciato dai responsabili delle case di riposo padovane, perché proprio queste strutture sono le prime a pagare la carenza di personale infermieristico, un problema non solo veneto ma che affligge tutta l'Italia. Dopo la pandemia si torna a fare i conti con il personale che manca. Una stima parziale parla di 200 infermieri in meno rispetto ai reali bisogni della RSA e delle strutture per disabili. A rischio ci sono i reparti. Già oggi nel Veneto ci sono almeno il 10% di reparti chiusi, noi lo vediamo nelle diverse ULSS, nelle diverse situazioni. Devo dire che questa situazione non è previsto che possa migliorare, ci sono dei piani chiusi, ci sono anziani che chiedono di entrare perché hanno necessità, perché nelle residenze per anziani ci sono persone che hanno bisogno di seguire delle terapie particolari, sono persone che hanno pluripatologie, le famiglie hanno bisogno di essere seguite, quindi il bisogno esiste, purtroppo non c'è la risposta, c'è la risposta strutturale, organizzativa, ma mancano le risorse umane e le più importanti per questa fase delicata della vita dei nostri anziani sono proprio gli infermieri. I bandi di assunzione spesso vanno deserti e molto personale con il Covid è stato spostato negli ospedali, ma questo non cambia la situazione. Da qualsiasi parte la si tiri, la coperta è corta. Sappiamo che questo non è un problema che è scoppiato oggi, non è un problema che è nato un anno fa, ma è un problema che è conosciuto, perché la riduzione di formazione di infermieri nelle università italiane, venete, e questo è risultato veramente un grossissimo problema e oggi ne vediamo il risultato.